edizione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati rigorosamente in diretta, staremo insieme fino alle 13.30 con l'informazione, poi dalle 13.30 alle 14.30 oggi nella puntata dedicata alla sanità con le telefonate da casa, dunque potete intervenire, parleremo di vaccini, influenza e anche Covid con i nostri esperti in studio. Ma partiamo con la cronaca, la primissima notizia ci porta in tribunale a Treviso, dove questa mattina intorno alle 10 è scattato l'allarme bomba con l'evacuazione dell'intero tribunale. Una telefonata anonima è arrivata alla segreteria, c'è una bomba all'interno del tribunale, da lì è partita l'evacuazione, tutti sono stati fatti uscire nell'immediato e in questo momento sono in azione gli artificieri proprio per in qualche modo capire se davvero si tratti di una bomba oppure di un allarme fasullo, come peraltro ve ne sono stati negli scorsi anni proprio in tribunale. Ma evidentemente lo scenario sociopolitico, geopolitico è particolarmente caldo in quest'ultimo periodo, dunque un allarme bomba desta ancora più attenzione. Poi la cronaca ci porta a Casale sul Sile, dove per noi c'è la nostra Daniela Sizzia, una macchina che non si è fermata all'alta, ha tentato la fuga, ma ci facciamo raccontare tutto dalla nostra Daniela, che vedo essere in presenza del primo cittadino. Buongiorno Daniela. Sì, buongiorno Anna. Sì, infatti sono insieme al sindaco Stefania Golisciani, il sindaco di Casale. Intanto buongiorno sindaco. Buongiorno. Lo hai detto tu, un incidente, in realtà non è proprio un incidente e basta. Vi faccio vedere la rotonda a poche centinaia di metri da qua, è proprio lì che è avvenuto lo scontro, l'impatto violento tra l'auto dei malviventi e un'utilitaria di due cittadini che fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni. L'auto dei malviventi si è ribaltata, ma parto dall'inizio Anna, perché la macchina, lo hai detto tu, non si è fermata all'alta dei carabinieri, addirittura ha speronato l'auto dei militari dell'Arma, poi si è data la fuga. L'auto è stata inseguita dalla radiomobile di Conegliano, dall'auto dei carabinieri qui della stazione di Casale, fino a quella rotonda dove l'auto dei malviventi ha preso la rotonda contromano, è finita addosso all'utilitaria, e i due occupanti dell'auto sono fuggiti nei campi, inseguiti ovviamente dai carabinieri. Uno di loro è stato fermato, si tratta di un 28enne rumeno a cui viene ovviamente contestato l'omissione di soccorso, la resistenza pubblica ufficiale, lesioni colpose, perché i due residenti con i quali hanno avuto l'incidente non si sono fatti tantissimo male, comunque hanno riportato delle lesioni. L'altro è riuscito invece a fuggire ed è caccia adesso al complice dell'arrestato e probabilmente si tratta di ladri che avevano messo a segno una serie di furti anche tra Roncade e Casale. Ovviamente le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sindaco, si torna un po' a parlare di furti, ma non solo, perché poi questi fatti fanno preoccupare. Insomma, a folle velocità hanno preso contromano addirittura una rotonda, mettendo ovviamente a rischio anche i cittadini. Sì, infatti questa è la cosa particolare di questo episodio, cioè che non solo c'è appunto il reato che hanno evidentemente commesso furti in zona. So che a Casale c'è stato un furto, so in zona San Cipriano Roncade, non so se sono collegati, ma quel che più preoccupa è che queste persone sono completamente senza paura o senza nessun scrupolo. Mi rendo conto che chi fa un furto non ha scrupoli, però addirittura di rischiare di mettere in pericolo la vita di persone innocenti che passano prendendo una rotonda contromano, e questo mi preoccupa ancora di più. E purtroppo si torna a un fenomeno, quello dei furti, che si torna sempre a parlare, a discutere, ma è difficile una soluzione. Le forze dell'ordine ci sono, l'abbiamo visto, un intervento immediato, perché all'Alte lo hanno subito inseguito, però purtroppo continuano, questa piaga di furti continua.
Sì, purtroppo è una piaga, soprattutto in questo il periodo in cui cominciano, il periodo autunnale, il periodo invernale, quando fa buio prima si cominciano a manifestarsi. Fortunatamente a Casale abbiamo un numero molto esiguo, probabilmente la presenza dei carabinieri, che ringrazio per il tempestivo intervento, è un buon deterrente. Sicuramente Casale ha anche un buon sistema di videosorveglianza che è capillare su tutto il territorio, e quindi forse questo, in una con la caserma, in uno che c'è anche il controllo di vicinato che noi abbiamo attivato con i cittadini, consente a Casale di essere ancora un'isola felice. Al momento abbiamo registrato solo un furto in questa stagione, speriamo di non doverne assisterne ad altri. Però quello che conta è la risposta, cioè io vorrei evidenziare la risposta immediata che c'è stata da parte delle forze dell'ordine, da parte dei carabinieri. Non è la prima volta che abbiamo una risposta immediata, e questo serve per dar fiducia ai cittadini, perché è quello che conta, che ci sia una risposta certa ed immediata. Poi ovviamente quella del tribunali è tutta un'altra storia. Ecco, la preoccupazione, c'è anche l'esasperazione da parte ovviamente Anna dei cittadini, perché insomma i furti continuano ad esserci, continuano a registrarsi, e la gente ormai è esasperata, è arrabbiata, e non si sentono, ovviamente lo diciamo spesso, non si sentono nemmeno sicuri in casa. E poi c'è il problema proprio non tanto della magistratura, ma quanto del sistema legislativo, che poi il rischio è quello di vederli fuori dopo davvero non neanche giorni ma poche ore. Sì, perché dà un senso di impunità, per quanto, e forse diciamo porta anche scoramento da parte delle persone, e forse anche delle stesse forze dell'ordine, che non lo diranno mai, però giustamente rischiare anche, come in questo caso, essere speronati. So che un paio hanno riportato ferite lievi, e poi non vedere che tutto questo lavoro abbia un fine certo, perché insomma queste persone poi dopo poco le rivediamo in giro, sicuramente porta uno scoraggiamento generale. Quindi è da ripensare sicuramente il sistema, non so in che termine, non è il mio lavoro, però è da ripensarlo, da dare una certezza, la famosa certezza della pena che si parla da decenni, che però a quanto pare non riusciamo ad ottenere. Ecco Anna, io ti faccio rivedere poche centinaia di metri, là è successo l'impatto tra le due auto, l'impatto violento tra l'auto dei malviventi e quella di due cittadini che in realtà stavano tornando a casa. Erano intorno alle 20:30, cittadini che hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite, ma insomma, come ci diceva il sindaco, lievi ferite anche per i due carabinieri che sono stati speronati. Se non hai domande, Anna, ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie. Non abbiamo domande per ora, buon lavoro, grazie anche al tuo ospite. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stato un autobus a Moriago della Battaglia della linea MOM che è uscito fuori strada, fortunatamente non ci sono feriti. Tra poco ci collegheremo con il presidente di MOM, Giacomo Colladon, che ci darà proprio in anteprima, insomma, i primi dettagli di quanto accaduto. Ma intanto con la cronaca ci spostiamo a Padova. È stato ritrovato purtroppo senza vita il corpo del sedicenne, si cercava nelle acque del Brenta da alcuni giorni, è stato ritrovato all'altezza del comune di Vigonza. Si sono spente attorno alle 18 di lunedì le speranze di ritrovare vivo Ivan, il sedicenne ucraino scomparso da casa venerdì scorso. A quell'ora, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo nelle acque del fiume Brenta. Il corpo senza vita è stato individuato dai sommozzatori di Vicenza all'altezza del secondo ponte della ferrovia, recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per cercarlo, dopo la denuncia ai carabinieri presentata dalla sorella, fatta sabato mattina, si erano mossi anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne è stato individuato per l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza della zona, proprio in quel tratto del fiume. Lì si sarebbe agganciato il segnale del telefono, che successivamente era risultato sempre spento. Ivan, arrivato in Italia da 3 mesi, abitava ad Abano Terme con la famiglia, la sorella e suo marito, mentre la madre è rimasta in Ucraina e frequentava da qualche settimana una scuola professionale. Le ricerche erano scattate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella, anche con l'aiuto dell'elicottero dei pompieri. Ricerche che si erano concentrate nel tratto tra San Vito di Vigonza e Ponte di Brenta, e tutti speravano in un finale diverso. Allora, Moriago della Battaglia, vedo già collegato il presidente Giacomo Colladon, presidente di MOM, Mobilità di Marca, che ringrazio ovviamente per la tempestiva risposta. Buongiorno Presidente, ben ritrovato. Grazie dell'invito. Allora, vi facciamo vedere le immagini, eccolo qui, questo è il mezzo MOM che è uscito
così fuori strada, lungo la carreggiata. Siamo nel comune di Moriago della Battaglia. Presidente, ci racconta cosa è successo e se ci sono feriti? Allora, innanzitutto non ci sono feriti, a bordo c'erano due passeggeri che hanno ovviamente poi proseguito con l'autobus che è arrivato dopo qualche minuto. È successo che la strada in quel tratto, come si vede dalla foto, è abbastanza stretta. Probabilmente questo è un autobus a 3 assi, quindi 14 metri e mezzo. L'autista probabilmente ha messo la ruota destra sul ciglio della strada, in quel momento pioveva e quindi non ha tenuto il ciglio, si è leggermente appoggiato sulla destra. Per fortuna non è successo niente, l'autobus non ha avuto conseguenze e soprattutto non hanno avuto conseguenze né l'autista né i passeggeri. Ecco, facciamo un passaggio allora proprio sulle strade della Marca trevigiana. L'ha detto lei, no? Ci sono certe condizioni, piove da questa mattina e pioverà purtroppo per tutta la giornata. Le strade, la pioggia potrebbero essere un mix pericoloso per mezzi così grandi come gli autobus e le corriere, e se sì, in quale punto della Marca? Allora, noi non abbiamo proprio un'indagine dettagliata sui punti più difficili da percorrere. Questo è uno dei tratti più difficili, ma in quel momento là aveva anche una velocità, come si vede, abbastanza ridotta e quindi l'impatto non è stato non ha avuto nessun risvolto negativo. Certo che quella strada, basta mettere un attimo la ruota destra nel ciglio della strada e l'autobus non può rimanere in carreggiata, è uscito, come si vede anche dalla foto, è uscito con il frontale, però appoggiandoci direttamente sul ciglio della strada. Senta, lei è riuscito a parlare con l'autista? Le è sembrato particolarmente scosso? No, non sono riuscito ancora a parlare con l'autista perché ovviamente è a Moriago e quindi non sono riuscito, sono riusciti a parlare i nostri addetti, non credo abbia avuto problemi particolari se non la paura in quel momento, come si vede anche dalla foto in questo momento, come vede si è appoggiato la parte anteriore dell'autobus perché è scivolato con la ruota destra. Quello è un 14 metri, quindi un 3 assi, quindi uno che ha anche un peso di un certo tipo, e al minimo situazioni di difficoltà qua probabilmente l'autista ha messo la ruota dove non doveva. Secondo lei, Presidente, se vi fosse stato capienza piena, il peso, diciamo, delle persone all'interno avrebbe potuto farlo ribaltare, vedendo com'è posizionato? Penso che la velocità era molto ridotta e nel momento in cui si è accorto che la ruota destra non era sull'asfalto, ovviamente l'impatto è stato quasi da fermo, quindi credo che anche se fossero stati parecchi passeggeri, problemi particolari per la gente per fortuna non ci sarebbero stati. Senta, Presidente, prima di congedarla, insomma c'è un'attenzione altissima, no? Ma anche da parte degli utenti, dei telespettatori, quando leggono notizie di questo tipo. L'autobus fuori strada, ovviamente qui abbiamo capito qual è la motivazione, ma si sta alzando il livello dell'attenzione. Anche da parte vostra c'è più manutenzione, più attenzione, insomma noi vediamo che anche da parte degli utenti, dopo quello che è accaduto a Mestre e con tutte le indagini che si stanno facendo, autobus che finiscono fuori strada fanno paura, fanno particolarmente paura. Dobbiamo diciamo, riuscire ad oltrepassare questa sensazione, questa emozione che in realtà ci coinvolge. Sicuramente sì, questi sono sinistri che capitavano anche gli altri anni. Adesso l'attenzione di quello che è successo a Mestre ovviamente un po' enfatizza tutta questa situazione. Diciamo che noi stiamo anche noi alzando il livello di sicurezza degli autobus, stiamo facendo un piano di rinnovo completo del parco mezzi. In 3 anni dovremo portare il nostro parco mezzi a un'anzianità di 8 anni, quindi con investimenti importanti. Nell'arco di 9 anni faremo un investimento sugli autobus di circa 80 milioni di euro. Questo proprio per mettere in sicurezza l'utenza e i nostri artisti che guidano l'autobus. Quindi anche per noi c'è un'attenzione massima sulla sicurezza. Quello che è successo a Mestre, ovviamente in questo momento non lo sappiamo, però
ovviamente non ci fa stare tranquilli, e quindi l'attenzione nostra è massima. Grazie Presidente, grazie per essersi collegato con noi, chiamato all'ultimo, ma insomma volevamo dare anche una risposta ai telespettatori. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Allora, abbiamo altri collegamenti, diversi collegamenti, tra poco da Venezia con il nostro Filippo Fois, perché il prefetto Michele Di Bari ha chiamato a raccolta tutti i prefetti del Veneto. Ci saranno anche i procuratori distrettuali antimafia di Venezia e di Trieste. Punto stampa alle 12:30, poi con la nostra Luisa Bertini da Marano Vicentino per raccontarvi una situazione davvero paradossale, con case a rischio crollo per la costruzione, l'installazione di una roggia proprio sotto queste case. Ma intanto ci spostiamo a Trieste, perché la situazione dei migranti richiedenti asilo sfocia in una vera e propria emergenza umanitaria. Abbiamo parlato prima di situazione geopolitica. La denuncia arriva da diverse associazioni che si stanno prendendo cura delle persone abbandonate. Allora, con la nostra redazione di Trieste vi facciamo vedere che cosa sta accadendo in questo momento. Oggi sono 391 i richiedenti asilo a Trieste privi di accoglienza e in condizioni di totale abbandono. E la denuncia di ICS, Comunità di San Martino al Campo, DONC, International Rescue Committee, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Molti dei richiedenti, hanno sottolineato le associazioni, sopravvivono in condizioni estreme nel Silos, in cui attualmente trovano rifugio circa 220 persone. Una situazione destinata ad aggravarsi con l'arrivo del freddo. È una situazione di crisi umanitaria che perdura purtroppo alle porte dell'inverno. Ci sono oltre 200 persone che attualmente dormono al Silos, la maggioranza delle quali sono dei richiedenti asilo che sono in attesa che la prefettura di Trieste organizzi la loro accoglienza istituzionale. La situazione è assolutamente drammatica, perché abbiamo al momento circa 380 e forse anche 400 di fatto richiedenti asilo che sono abbandonati appunto in strada. Un numero che si è creato non certo per arrivi significativi, gli arrivi sono bassissimi, abbiamo meno di 10 domande d'asilo al giorno, ma si è creata per di nuovo la paralisi dei trasferimenti. Secondo dati diffusi oggi, da inizio 2023 al 30 settembre sono state 12.190 le persone assistite a Trieste, una media di 45 al giorno. Le associazioni denunciano un sistema d'accoglienza di bassa soglia sottodimensionato rispetto alle necessità. I posti letto andrebbero aumentati a 100 giornalieri. Allo stesso tempo andrebbero garantiti trasferimenti in altre regioni. La modesta ripresa che c'era stata in settembre si è completamente azzerata nel mese di ottobre, a dimostrazione che in realtà anche quell'iniziativa era puramente propagandistica. Devo dire che siamo in una situazione di sfascio istituzionale che inaudito, che non si può neppure quasi commentare. Dal punto di vista dei richiedenti asilo sarebbe sufficiente dai nostri numeri un autobus ogni settimana per trasferire altrove, in altre località italiane, i pochi richiedenti asilo che ogni giorno fanno domanda qui a Trieste. E allora noi adesso vi facciamo sentire un'intervista esclusiva di un ex autista, ex dipendente della Linea, il mezzo che è precipitato dal cavalcavia di Mestre la sera del 3 di ottobre era un mezzo della Linea, mezzi che dice hanno problemi con lo sterzo. Vi facciamo sentire che cosa è detto ai microfoni di Ilaria Marchiori. C'è chi l'ha guidato, che ho sentito, che è un collega appunto della Linea, che vero che è comodo rispetto a un mezzo a gasolio che magari si utilizza tutti i giorni, magari come una CTV, ma presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Pensate a un 47H elettrico che fa fatica a sterzare in quella rotonda, mentre un mezzo a gasolio riesce meglio a eseguire la manovra. Questo è un dato di fatto, quindi sarebbe il caso anche di magari far correre di mezzi più piccoli del caso se elettrici, perché appunto le strade siamo sicuri che siano adeguate a quel tipo di mezzo, a quella stazza di mezzo, vuol dire per lunghezza, per larghezza, per dimensione, per peso.
A parlare è Marco, questo un nome di fantasia, ex dipendente della Linea, l'azienda il cui amministratore delegato è indagato insieme a 2 dirigenti del comune di Venezia per la strage avvenuta sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre. A detta sua, i bus elettrici non avrebbero la stessa sterzata di quelli a gasolio, rendendo così difficoltose molte manovre. E anche se non possiamo sapere quanto implichi questa dichiarazione, resta un dato di fatto che quella sera il bus condotto da Rizzotto ha sbattuto ben 27 volte lungo il guardrail prima di precipitare di sotto. Marco evidenzia poi che spesso questi mezzi elettrici vengono guidati da più autisti nell'arco della stessa giornata. Non c'è il tempo materiale per il mezzo di una congrua sosta, diciamo, per raffreddarsi piuttosto che raffreddare i freni o comunque un attimo di pausa, diciamo, anche per lui. Anche i mezzi sono sotto stress. Quel mezzo nello specifico è stato guidato da 4 persone. Il povero Alberto che è morto era il 4º autista che guidava quel mezzo. Poi denuncia. Non vengono fatti corsi di formazione specifica sull'utilizzo del mezzo, oppure corsi antincendio, corsi sulla sicurezza o primo soccorso. No, arriva un collega che ti spiega la linea e che ti spiega quei 2 o 3 tasti da usare. Oppure l'affiancamento te lo fa personale non in organigramma aziendale. Quindi mi faccia capire, in una situazione d'emergenza voi non siete in grado di intervenire? Io personalmente no. E i suoi colleghi neanche, visto che non sono stati formati adeguatamente? Assolutamente sì. Ecco, avete sentito intervista esclusiva della nostra Ilaria Marchiori. Adesso con la cronaca ci spostiamo nel Padovano perché c'è l'ombra del caporalato dopo la denuncia di un gruppo di lavoratori stranieri di 2 cooperative che lavorano in subappalto per un grossista. Siamo al mercato agroalimentare di Padova, la denuncia fatta al sindacato di base Cobas. Li ascoltiamo. L'hanno cominciato qua, al mese 200-300 euro pagare. Poche parole per raccontare l'esasperazione, costretti a pagare per poter lavorare fino a 300 ore al mese per 2 cooperative di facchinaggio. Sono circa una ventina i lavoratori del Bangladesh che qualche mese fa si sono rivolti al sindacato di base ADL Cobas per denunciare la loro condizione di sfruttamento da parte di 2 caporali. Sono costretti a pagare il pizzo ai caporali che gli chiedono ogni mese 200 euro di stipendio per farli lavorare continuativamente, oltre al fatto che gli hanno fatto pagare anche 2.500 euro per assumerli. Questi lavoratori operano all'interno del MAP per 2 cooperative. Cooperative di facchinaggio che lavorano in subappalto per un grossista che lavora a sua volta all'interno del mercato agroalimentare. Sono costretti a fare anche 14-15 ore al giorno, per cui normalmente loro arrivano a fine mese con 280-300 ore in più. ADL Cobas inoltre ha denunciato la situazione all'autorità giudiziaria ed è in corso un'indagine. Abbiamo denunciato tutta l'autorità e chiediamo sostanzialmente che, perché sappiamo come vanno a finire poi queste cose, che il MAP intervenga e faccia in modo che i caporali vengano allontanati, che venga interrotto il rapporto con le cooperative e che venga garantito a questi lavoratori di poter continuare a lavorare qui dove hanno lavorato fino adesso. Per questo infatti chiederemo anche un incontro in prefettura dove questa cosa venga sancita legalmente. In attesa che l'indagine faccia il suo corso potrebbe arrivare anche un incontro in prefettura. Dal MAP intanto una nota ufficiale del presidente Mario Liccardo che esprime stupore e rammarico per questa denuncia. Non intendiamo certo chiudere gli occhi su qualsiasi fatto che si verifichi all'interno del perimetro di operatività del nostro ente, essendo il principio di legalità un caposaldo imprescindibile riaffermato a chiare lettere anche dal codice etico di cui MAP si è dotato già da alcuni anni, si legge nella nota, fermo restando altresì il rispetto del principio di garantismo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Valuteremo comunque nel proseguo ogni iniziativa utile a rafforzare il rispetto di questi principi, conclude Liccardo. Case a rischio crollo, parte il progetto di sicurezza idraulica come vi avevo accennato. Siamo a Marano Vicentino con la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno.
Sì, buongiorno Anna, a te e ai nostri telespettatori. Siamo a Marano Vicentino in compagnia del sindaco Marco Guzzonato, perché è stato approvato questo sicurezza di una piazza che sorge sopra la Roggia e ha avuto diversi problemi, al punto che a maggio è stata parzialmente chiusa alla viabilità proprio per motivi di sicurezza. Sindaco. Sì, dopo l'esecuzione di una perizia statica sulla tombinatura del Rio delle Pietre che attraversa, come succede in tanti comuni, il centro del paese, si sono riscontrati degli ammaloramenti, dei problemi strutturali nella tombinatura, sulla quale sorge anche Piazza Silva, la piazza principale del paese. Adesso abbiamo approvato in giunta uno studio di fattibilità che è anche un progetto preliminare per la sostituzione della tombinatura, quindi andiamo a risolvere il problema strutturale che c'è in centro rispetto alla copertura del torrente, e lo facciamo con un progetto da 650.000 euro che è già inserito, l'intervento è già inserito nel piano opera 2024. Adesso l'iter che dobbiamo seguire è quello che prevede l'invio del progetto preliminare agli enti che dovranno esprimere parere. Noi gli enti li abbiamo anche già coinvolti, insomma, per esempio il Consorzio Alta Pianura è ben coinvolto nella situazione, ma ci sarà la raccolta dei pareri, poi ci si andrà ad adottare il progetto che a quel punto diventa progetto esecutivo, e poi l'individuazione della ditta e l'affidamento dei lavori che prevediamo possano iniziare per l'estate del 2024. Questo è quello che riguarda, diciamo, la parte pubblica, sì, sopra la piazza. Mi perdoni, il progetto da 650.000 euro per ora lo abbiamo finanziato indicando mutuo, però abbiamo anche già partecipato a un bando regionale per ricevere, insomma, fondi per intervenire. È un bando dedicato al rischio idrogeologico, quindi confidiamo possa essere una fonte, insomma, di sostegno per noi. Ecco, diciamo che la problematica riguarda anche i privati cittadini, perché molte case sono proprio sopra la piazza, quindi sono a rischio, addirittura si paventava un rischio crollo. Sì, la tombinatura del Rio delle Pietre in centro è lunga circa 600 metri e quindi c'è una parte pubblica, ma c'è una parte, diciamo, che è interessata da proprietà private con degli edifici sopra, che ha più o meno gli stessi problemi strutturali, sui quali stiamo ragionando con un tavolo, insomma, allargato di enti e di istituzioni e i privati stessi, per riuscire a trovare anche lì una soluzione. Diciamo che gli interventi che adesso abbiamo individuato con il progetto preliminare fungono da punto di riferimento per le cose che saranno necessarie anche per la parte privata. Lì però la situazione è un po' più complicata, perché dobbiamo tenere assieme diciamo le varie anime della questione, però chiamando chiaramente tutti enti privati, noi come comune, tutti alle proprie responsabilità. L'obiettivo comune su cui siamo sintonizzati assolutamente è quello di risolvere il rischio idrogeologico anche per le parti private, e poi stiamo valutando caso per caso, situazione per situazione, anche una dotazione di documenti, perché gli edifici risalgono agli anni 50, per cui bisogna ricostruire tutta una storia che appunto abbiamo ricostruito anche con l'aiuto del Consorzio Alta Pianura Veneta, per adesso trovare le soluzioni anche nelle parti private. Ecco, io ringrazio il sindaco di Marano Vicentino, a voi studio. Grazie alla nostra Luisa Bertini in diretta da Marano Vicentino. Io intanto vi presento il primo ospite che ci ha raggiunto qui in studio, vice sindaco Alessandro Manera, Comune di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie per essere qui con noi. Tra l'altro Comune di Treviso che ha ricevuto un importante riconoscimento, ce lo racconta lei, è il 4° posto, superando peraltro, sbaragliando anche tutte le altre città del Veneto. Sì, siamo la prima città del Veneto e 4ª in Italia per l'ecosistema urbano. È una classifica che ogni anno viene redatta al Sole 24 Ore e Legambiente. Tiene conto di tanti parametri, la qualità dell'aria chiaramente, dove dobbiamo lavorare molto, ma soprattutto le fognature, i rifiuti, il verde, tutte quelle politiche ambientali che stiamo facendo, e diciamo abbiamo salito la graduatoria e siamo arrivati 4º. Insomma, non è il primo premio che vincete, poi magari facciamo un piccolo riassunto, però vorrei farle sentire che cosa ha detto Mercalli ieri al convegno della CIE. È stato intervistato dalla nostra redazione di Padova, ha fornito dati particolarmente preoccupanti, poi magari li commentiamo insieme. Allora vi facciamo vedere il servizio e poi ne parliamo insieme qui con il vice sindaco, che peraltro, insomma, ha anche il referato dell'ambiente.
Ogni veneto produce 7 tonnellate di anidride carbonica all'anno, un po' meno degli americani che arrivano a 17 tonnellate a persona, molto più dell'Africa dove si producono appena 200 kg all'anno. È la CO2 la responsabile principale del cambiamento climatico che sta già dando i primi segnali devastanti anche nei nostri territori, ha sottolineato il climatologo Luca Mercalli nel corso dell'incontro organizzato dalla CIA di Padova. La grandine di 1 chilogrammo che è caduta in pianura padana e in Friuli a fine luglio di quest'anno è un qualcosa di assolutamente unico, non era mai successo prima nella storia del clima europeo. Dobbiamo consumare meno in tutti i settori, siamo una popolazione, parlo del mondo occidentale, essenzialmente dissipativa, sprecona, facciamo le cose usando il doppio di quello che ci vorrebbe, quindi energia fossile che viene sprecata, materie prime, rifiuti che vengono prodotti, quindi c'è intanto una grande cura di efficienza da fare. Dall'altro lato c'è ovviamente anche un aspetto di sobrietà, bisogna rendersi conto che il mondo ha dimensioni limitate e non è possibile la crescita infinita in un mondo finito. E se da un lato c'è qualche segnale positivo partendo dalla modifica di 2 articoli della Costituzione, con l'inclusione dell'attenzione all'ambiente, come ha sottolineato l'ex senatore Andrea Ferrazzi, dall'altra parte c'è una legge regionale come quella approvata nel 2017, ricordata come Cemento Zero, che di fatto non funziona. Se, come ricordato il direttore dei consorzi di bonifica del Veneto, Andrea Crestani, solo nella provincia di Padova la cementificazione tra il 2021 e il 2022 è cresciuta di ben 123 ettari. Da qui l'appello degli agricoltori a rivedere il provvedimento. Dobbiamo appunto avere un orizzonte che è fatto di futuro per i nostri figli, per la nostra società e per la nostra terra. Se questo significa rivedere delle leggi che non stanno portando i risultati che si voleva ottenere, è chiaro che noi siamo dalla parte di rivedere queste leggi proprio per preservare quello che è il nostro territorio agricolo, il nostro terreno agricolo e le nostre aziende agricole. Alessandro Manera, come siamo messi a cementificazione? Come possiamo commentare le parole di Mercalli? Ha detto delle verità che in qualche modo già sappiamo, stiamo cercando di comunicare anche noi come professionisti, anche voi come amministrazioni comunali, ma poi di fatto come siamo messi? Beh, siamo messi male, bisogna dire la verità, perché il clima noi non possiamo toccarlo. Cioè, quello che ha detto è giusto, quando grandina a luglio in quel modo, tu cosa puoi prevedere? Puoi prevedere solo delle attività per supplire quello che è poi i danni che avvengono. Però noi stiamo facendo tanto rispetto al, diciamo, al clima, soprattutto a Treviso, ma alla provincia, ma in generale anche secondo me nel Veneto. È chiaro che ci troviamo posizionati nella pianura padana che ha delle sue problematiche intrinseche. Io vorrei sottolineare, oltre alla grandine, la scarsa piovosità per lunghi periodi, che fa forse più danni della grandine, perché poi quando avvengono le famose bombe d'acqua, lì in poche ore avviene una precipitazione tale, con un vento così forte, che le nostre città non sono strutturate per fare questo. Io non ero molto d'accordo sulla questione del cemento zero, perché è vero che viene cementificata un'area, bisogna vedere cosa si fa nell'area che viene dismessa, se viene riconvertita, quello andrebbe studiato, perché spesso fasi di cementificazione portano a strutture energeticamente più sostenibili. Cioè, a me piace ricordare che non è che tutto quello che veniva fatto negli anni 50-60 era di gran valore, spesso chiaramente dopo la guerra è stato fatto anche velocemente, però sono dissipatori energetici incredibili, quindi se a parità di volumi di costruito dismetti delle aree che vengono riconvertite a boschi o a prato verde o oppure aree agricole, e dall'altra parte costruisci dove possibile in classe energetica molto più elevata, è un fenomeno positivo, perché altrimenti non possiamo lamentarci, giustamente diceva, che emettiamo tanta CO2 se poi non andiamo a agire sugli immobili da questo punto di vista. Qualche volta è possibile, perché il 110% l'ha fatto, qualche volta non è possibile, perché strutturalmente ci sono delle abitazioni fatte in anni in cui la tecnologia non lo consentiva e il costo fai prima ad abbattere e a ricostruire rispetto a mettere, diciamo, in sicurezza termica questo edificio. Quindi io non sono propriamente d'accordo, andrebbero visti i dati, poi se la legge ha bisogno di un make-up, si può dire, o di un recap, penso che la Regione lo faccia. Però ecco, queste leggi vanno viste nell'arco di 5, 6, 7 anni, perché sono molto complesse. Considerate che un piano di interventi per dare in attuazione ci mette 2 o 3 anni, quindi quando tu hai il piano di interventi vedi cosa viene costruito e vedi cosa è dismesso. Noi peraltro abbiamo avuto tante situazioni per costi di IMU, di terreni
con diritto edificatorio a cui è stato chiesto dal proprietario di tornare ad area agricola per non pagare semplicemente le tasse perché non voleva costruire. Quindi c'è questo, ma c'è anche quello. Quali sono gli indicatori che ci stanno facendo guadagnare questi primati come città verde? Insomma, abbiamo vinto diversi premi. E quali sono gli indicatori che stanno facendo la differenza e quindi le politiche che lei sta mettendo in atto che stanno facendo la differenza? Allora, diciamo che i premi che abbiamo vinto sono due, sono anche diversi. Allora, uno è il Green Leaf con la Comunità Europea, che è una cosa. A Tallinn. E qui si tenevano conto di tutte le politiche di miglioramento. Quindi è falso quando si dice perché abbiamo la differenziata alta. No, perché loro vanno a vedere cosa stai facendo per migliorare la tua situazione. Quindi, per esempio, la dispersione idrica, fenomeno importantissimo, le fognature, anche il miglioramento costante, poco costante, nell'area dovuta ai tanti alberi che stiamo mettendo. Se tu avevi a Treviso 20.000 alberi, abbiamo finito il mandato precedente con 26.000, è l'incremento che ti ha dato un grande valore e dobbiamo arrivare a 35, 38, 40.000 alberi in ambito pubblico. Mentre questa classifica dell'ecosistema urbano, quella che è uscita ieri, tiene conto di coefficienti che tu già hai e che migliori di anno in anno, quindi anche la differenziata pesa molto. Però guardate, uno dei fenomeni più importanti, che poi geopoliticamente è un tema anche molto importante, è quello della dispersione idrica. Treviso aveva una dispersione idrica immensa. Rifacendo le fognature, giustamente, ATS, i nostri lavori pubblici, il comune, tutti i sottoservizi hanno rifatto anche la rete idrica, quindi tu man mano, rifacendo l'acqua potabile che noi beviamo, arrivavi a una dispersione del 28, 30, 35%, cioè praticamente per ogni 100 litri tu ne avevi 38 e venivano dispersi. Non si ricorda i costi? Li avevamo dati una volta qui in diretta, per ogni metro di costava un tot, non se li ricorda, no, vero? però, giusto per dare anche ai cittadini il volume dell'investimento che è stato fatto. Più o meno, per darvi un dato, un chilometro, 1 milione di euro. Più o meno è un vuoto per pieno. Poi a seconda, perché se lo fai in una strada lineare è una cosa, se lo fai in centro storico dove ci sono i San Pietrini, e poi non sai cosa trovi sotto. Esatto. E soprattutto Treviso aveva le fognature per il 26%, quindi tu dove vai a scavare non sai cosa trovi. E stiamo parlando di una città che basta andare sotto 2 metri per trovare l'acqua. Quindi diciamo che tu hai un'idea di costo iniziale, ma poi è difficile capire. Io volevo dire anche una cosa, questa è stata una grande intuizione del sindaco. Noi abbiamo fatto a inizio del mandato precedente, quindi quando si dice la visione del futuro, un master plan delle fognature, cioè dire partiamo oggi e andiamo a vedere dove finiremo, dando anche un'idea di futuro, perché altrimenti se facevi solo 3 metri qua, 4 metri là, 5 metri là, non era un piano strategico, perché poi tutte le fognature vanno agganciate a Sant'Antonino, dove c'è il depuratore. E anche qui siamo partiti a fare un'opera enorme, che è quello di collegare il centro storico, che è assolutamente privo di fognature, al depuratore. Cosa vuol dire? Passare sotto il Sile, il famoso microtunnel, cioè scavare verso il basso, poi andare orizzontalmente e tornare su. Guardate che è un'opera di ingegneria incredibile, sono partiti a farla. Quindi, però è un'idea di dare il futuro, perché altrimenti il Sile, che è il fiume che ci attraversa i suoi affluenti, con il grado di inquinamento che ha, è un problema vero e non è legato all'industria, voglio dirlo proprio chiaramente. Forse negli anni 70 poteva essere legato all'industria, ma Treviso è legato al fatto che non avendo le fognature tutti noi scarichiamo là quando andiamo in bagno, quando facciamo qualcosa. Quindi fortunatamente ci laviamo tanto di più, perché rispetto a noi ci laviamo tanto di più, però tutta questa roba che è materiale organico va sul Sile, perché le IMOF non sono sufficienti. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità. State con noi perché al rientro ancora con il vice sindaco Alessandro Manera parleremo di PNRR e poi insomma anche un po' di politica, visto che si sta facendo il nome di Luca Zaia come possibile futuro candidato sindaco della città di Venezia. Tra poco. Con il vice sindaco Alessandro Manera stiamo parlando di inquinamento ambiente, del grande lavoro fatto, del grande progetto che si sta facendo anche di visione sulle le fognature a Treviso. Andiamo al PNRR perché se ne sono state dette di ogni, anche di progetti passati che potrebbero non essere finanziati. Come siamo messi? Proviamo a fare il punto.
Allora, noi a Treviso siamo arrivati troppo presto anche a fare certe gare, per assurdo, perché siamo andati, e questo bisogna ringraziare l'Ufficio Politiche Comunitarie, che è sotto la mia delega, ma anche i lavori pubblici che hanno redatto dei bandi importanti. Poi non dimentichiamoci che il PNRR non sono solo lavori pubblici, c'è una parte sociale, una parte di digitalizzazione, anche quella sotto la mia delega, quindi sono diverse missioni, però è chiaro che i lavori pubblici sono quelli più di impatto visivo, perché quando costruisci qualcosa o ristrutturi qualcosa. Quindi noi siamo a posto. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo fatto il nostro dovere. C'è un grande lavoro sul quartiere San Liberale, c'è la salsa, c'è l'ex macello, ci sono le mura, quindi noi da questo punto di vista siamo perfettamente nei tempi. Io non voglio neppure pensare che il governo possa arrivare a tardi a dare i finanziamenti, questo non voglio neppure pensarlo. Mi preoccupa leggermente il fatto che, essendo io peraltro avendo la delega delle politiche comunitarie, quindi i fondi europei, se si applicano in maniera pedissequa quello che sono le regole dei fondi europei, la ridistribuzione delle multe, se non arrivi in tempo, viene fatta per tutto il paese. E quindi io non vorrei che capitasse che città come Treviso, che possa essere Treviso, Taranto, quindi lo dico geograficamente ovunque, fossero perfettamente in linea, ma che arrivasse una multa distribuita dell'X% legata al fatto che altri posti hanno lanciato dei progetti non realizzabili. Io non ci voglio pensare. Potrebbe succedere. Beh, allora, le politiche comunitarie europee funzionano esattamente così. Quando tu non spendi i fondi che hai richiesto, poi non è che solo li restituisci, ci paghi sopra un markup. Ed è giusto così, perché tu hai impegnato soldi all'Unione Europea, magari giocando un po' d'azzardo. Ecco, Treviso non l'ha fatto. Siamo a 134 milioni di euro circa che noi abbiamo preso, distribuiti su tante annualità. Ripeto, noi siamo perfettamente in linea. Il sindaco ha voluto una delega specifica al PNRR, trasversale a tutti i settori, perché altrimenti ogni settore va un po' per gli affari suoi, quindi anche una visione d'insieme del comune manageriale. Però, ecco, premiamole le città che fanno così. Qual è il progetto di cui va più fiero? Allora, quello di cui vado più fiero, quello che mi piace di più. Entrambi a questo punto. Allora, tutti i progetti in ambito sociale sono quelli che mi piacciono di più. Perché quando parli di Next Generation, tu dici, lasci qualcosa a qualcuno e magari avrà difficoltà in futuro. Per esempio l'ex macello, che è un ricovero anche per persone con problemi, è quello che diciamo ti dà anche l'idea che quando qualcuno ha qualche sfortuna nella vita non viene lasciato solo dalla tua città. Quindi è un next generation. È chiaro che, non so, il rifacimento delle mura ti piazza nella storia, perché, diciamocelo francamente, quando i lavori pubblici porteranno a compimento tutto il bando, la salsa è, diciamo, la promozione ad un fallimento. Perché se ci abbiamo messo 27 anni ad acquisire un immobile praticamente quasi in centro a Treviso, perché lasciato là abbandonato, e adesso riusciamo a ristrutturarlo, è che, fra virgolette, quando ci si sbatte la testa, prima o poi ci si arriva. Forse bisognerebbe chiedersi perché siamo arrivati dopo 27 anni a avere questo immobile. E ripeto, sono cambiati tutti i colori politici, tutti i governi, quindi non lo so. Eppure ci siamo arrivati alla fine e abbiamo perfino i soldi per rimetterla a posto e abbiamo già i progetti fatti. Partiranno qua a novembre i primi. Quindi, però ripeto, sono cose diverse. A me piacciono molto i progetti che tendono ad aiutare le persone magari che in futuro potrebbero avere qualche sfortuna nella vita, e quindi secondo me è corretto così. Poi ricordiamo che insomma parte il secondo stralcio dei lavori per la riqualificazione della stazione di Treviso, già c'è tutta la posa della segnaletica a terra, New Jersey, semafori, quindi anche qui ci sarà una bella rivoluzione, diversi cantieri che partiranno. Tantissimi. Io dico anche una cosa, ecco, e questo io chiaramente sono subissato di WhatsApp, email. Allora, dobbiamo capirci una cosa, come quando rimettiamo a posto le palestre. Cioè, o vogliamo che le palestre siano energeticamente sostenibili, inclusive, perché tante nostre palestre nate negli anni 50-60 non hanno l'accesso alle persone con delle disabilità. Cioè, possiamo dirci questa cosa, altrimenti siamo tutti contenti di parlare di... Poi però devi fare i lavori. E i lavori non è che bastano 2 mesi per farli. Cioè, quando tu vai... Chiunque faccia lavori a casa propria lo sa, tu sai quando parti, ecco. Quindi chiedo a tutti un po' di pazienza da questo punto di vista, perché poi noi stiamo facendo lavori che porteranno all'abbattimento dei costi delle tariffe energetiche, perché se una palestra è coibentata consuma meno, ma anche la possibilità di accesso a persone che magari hanno qualche problema. E ricordiamoci sempre questo. Quindi quando sento delle lamentele, sì, ma devo andare qua, devo andare di là, sì, è vero, lo capisco, mi dispiace, cerchiamo di far di tutto, ma il fine è migliorativo. Se posso dirti una cosa, che non mi piace il PNRR, che forse doveva un pochettino spingere di più l'acceleratore
sull'edilizia sportiva, perché se parliamo di Next Generation doveva essere un po' più aggressivo, onestamente. Mi ha lanciato l'asset, è un fallimento il fatto che Cortina non abbia una nuova pista da bob. Alle 12, quindi 40 minuti fa, si riuniva il CDA di Fondazione Milano Cortina per decidere dove spostarla, quindi ovviamente fuori dall'Italia. Allora, guardate, io ero ieri sera, è un caso, ero con Malagò a una premiazione delle medaglie d'oro del CONI a Castelfranco. E io gliel'ho anche detto, gli ho detto, adesso io non so, perché tecnicamente bisognerebbe vedere, perché poi c'è anche un limite onestamente economico. È corretto fare una pista da bob? Lo chiedo perché non lo so, quando si superano certi valori con 5.000 iscritti l'anno. Cioè, la sostenibilità è anche dire, l'investimento è logico per un valore del genere. Perché stiamo parlando di le ultime cifre, ho sentito 120 milioni di euro. Non caldeggiata, tra l'altro, da tutto il territorio, insomma. Ecco, sì, non lo so, però dico, c'è un limite per cui dico non vale più la pena spendere quei soldi. Allora, più che andare fuori Italia, a me sarebbe piaciuto Torino, perché se parliamo di rigenerazione urbana, uso una pista che è del 2006-2005, quindi... Cosa le ha detto Malagò? Malagò un po', cioè lui cerca di fare anche, perché lui giustamente è presidente del CONI, lui tiene sia per Milano che per Cortina, però gli ho anche detto, cioè, scusa, ma io a sciare vado a Cortina, a Milano, con tanti amici milanesi non sono andato, quindi gliel'ho detto scherzando. Però è chiaro che, secondo me, mi è piaciuto molto quello che ha detto il governatore, lo dico sinceramente, di portare le Paralimpiadi qua, per esempio a Cortina, sarebbe anche una bella cosa e darebbe sempre una visione di quello che dicevamo prima a lungo termine. Tra l'altro aggiungo una cosa, la Procura della Corte dei Conti del Veneto ha aperto un fascicolo in relazione all'abbandono del progetto per la nuova pista da bob di Cortina in vista delle Olimpiadi. Al momento l'iniziativa è contro ignoti, riferisce il Gazzettino, in questo caso la notizia è stata data per prima dal Gazzettino, comunque c'è un fascicolo aperto contro ignoti. Allora io vorrei farle qualche domanda anche politica, no? Questa possibile candidatura di Zaia, ma intanto vedo collegato il nostro Lucio Zanato e restiamo anche in tema perché è partita la stagione dell'olio e il nostro Lucio Zanato tra pochi secondi ci racconterà anche come sta cambiando e come cambierà a causa di costi e rincari questa nuova stagione dell'olio. Quindi vedo che il collega si sta preparando, quindi tra un po' andiamo dal nostro Lucio Zanato. Allora eccole là, queste sono le immagini, guardate le olive, sta partendo la raccolta, ma con il nostro Lucio Zanato cercheremo di capire che cosa è cambiato e che cosa cambierà. So che Lucio è in diretta da Cavaso del Tomba. Allora, finché Lucio non ci chiede la linea, torno da lei, assessore vice sindaco, insomma ne ha diversi di incarichi. Zaia, possibile sindaco di Venezia. Sarebbe pure partito un sondaggio tra i cittadini, insomma lei è quota Lega, tra i veneziani, lei è quota Lega, cosa dice, cosa ne pensa? Allora, intanto bisogna chiedere ai veneziani, perché io faccio l'amministratore locale, bisogna capire se Venezia, secondo me vincerebbe, stravincerebbe, lo farebbe anche benissimo. Però, ripeto, stiamo parlando di quello che deve fare lui nella sua vita, cioè più che tutti dire lo mettiamo di qua, lo mettiamo di là, secondo me bisogna chiedere a lui cosa vuol fare. Non ho ancora capito se questa cosa del terzo mandato è in divenire, sì o no, anche su questa cosa qua. In sto paese possiamo dire una volta per tutte sì o no e non tenere sta cosa avanti e indietro. Ma non tanto per lui, perché noi vediamo sempre, siamo venetocentrici, ma ci sono tanti altri governatori. Quindi che dicano sì o no, poi lui valuterà, magari fa altro, magari va... Allora, il nostro è un esercizio giornalistico, sì. Ma se proviamo a fare il gioco del domino, se Zaia dovesse andare a Venezia, forse Mario Conte in regione e forse Alessandro Manera... È complicato. Allora, a me basta che il governatore non cambi accento, perché mi piace quando ha l'accento trevigiano, onestamente lo dico sinceramente, però sono cose, guardate, la politica, io ne abbiamo discusso spesso anche con i tuoi colleghi, ha delle variabili tali che non esiste mai una cosa lineare, no? Cioè tu parti con un'idea, non dico devi vivere di giorno in giorno, quello no, come amministratore no, devi guardare avanti, ma la politica è fatta di situazioni molto diverse. Gli amici Fratelli d'Italia 5 anni fa avevano numeri completamente diversi di adesso. Vi stanno superando, come li ha visti i dati? No, non li ho visti, però io do ragione a Paolo Gobbo che dice dipende anche quanto amministri, però, perché sì, è vero che tu puoi avere dei sondaggi, però è vero che tu puoi prendere anche voti, non dico niente, poi c'è anche
dove amministri e la qualità di come amministri. Lo dico sinceramente, perché io ho sempre stato contro la logica del Movimento 5 Stelle che uno vale uno. Non è così. Il governatore non vale uno, vale il suo curriculum vita e quello che fa. Io non lo so, però il sindaco anche, però ripeto, questa cosa di spostamento, allora l'unico che non chiedete a me, perché questa cosa di fare il sindaco non la vedo, per ora non la vedo proprio nelle mie prospettive, ecco. Intanto lei si sta occupando delle sue cose. Sì. È troppo presto per ragionare. Allora, fatemi sapere, eccoci qua. Allora, Lucio Zanatto, veniamo da te, visto che prima ci hai fatto vedere le olive. Eccoci Lucio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, visto che tu hai l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera, volevo fare una domanda all'assessore. Assessore, lei sa quanto CO2 produce lei ogni anno? Io personalmente, cioè fisicamente respirando. No, ma quanta? No, quanta? ma solo respirando. L'abbiamo detto ieri, Solo respirando o muovendomi anche? No, quanto produce un trevigiano, un italiano, ogni anno di CO2? Un trevigiano meno di un italiano. Non so quanto produce però, onestamente non me lo ricordo. Voglio essere sincero. Sono 7 tonnellate, tonnellate all'anno, l'ha detto ieri il professor Luca Mercalli. 17 invece gli americani, 220 kg gli africani, giusto per dare così un metro. E ovviamente tutto la CO2 significa anche l'utilizzo dell'auto e quant'altro. Però questo perché? Perché ieri siamo rimasti veramente colpiti dai dati sul cambiamento climatico che immagino colpiscano anche il nostro assessore all'ambiente del Comune di Treviso, e quindi siamo venuti a toccare con mano che cosa invece succede nel cambiamento climatico in uno dei primi, potremmo definire, comparti che vivono del cambiamento climatico, ovvero l'agricoltura. E siccome in questo momento è un momento particolare dell'agricoltura nelle nostre zone, che è la raccolta e la spremitura delle olive, siamo venuti in un oleificio, anzi in un frantoio, ovvero nella tappa olearia. Siamo a Cavaso del Tomba. Tra le altre cose, Anna, ti dico che qui piove a dirotto, abbiamo fatto un giro veloce, però per il momento non ci sono problemi idrogeologici e quindi noi siamo molto fiduciosi, anche se devo dire che nella fascia pedemontana sta piovendo veramente a dirotto. Detto questo, torniamo al nostro tema e incontriamo il presidente della tappa olearia, ovvero Lino Talamini, un volto storico dell'olio qui, perché tra l'altro lui, oltre che avere la tappa olearia qui a Cavaso, c'è anche l'altro frantoio Vittorio Veneto. Allora, prima cosa, come sta andando l'annata del nostro olio? L'annata è un'annata sottotono, è un'annata un po' scadente come produzione, la qualità è ottima perché le olive sono belle, però la produzione è scarsa. Adesso parliamo della produzione scarsa, però siccome i nostri telespettatori molti non hanno mai visto come è fatto un frantoio, con la Nicoletta andiamo dentro perché il presidente qua Talamini ci ha tenuto le olive. Anna, guarda le olive trevigiane, le olive, queste sono qui della zona di Cavaso. Nella zona di Cavaso, come potete notare, la qualità è, direi, eccellente. Però ce n'è poca. Insomma. Adesso cosa fate praticamente? Come funziona qui? Per chi non lo sapesse come funziona il frantoio. Abbiamo l'operatore e lui procede, va avanti. Le olive vengono versate in quella tramoggia, abbiamo un girabins. E poi attraverso... Vanno tramite quel tappeto, vanno alla lavatrice. Le olive vengono lavate e poi passano al frangitore dove vengono frante. Ecco, allora andiamo verso proprio dove viene proprio preparato l'olio. Lo facciamo vedere anche all'assessore Manera e anche ai nostri telespettatori, perché non tutti sono mai venuti a vedere come è fatto un moderno frantoio oggi. Ma giusto per capire, perché poi qui noi stiamo, una macchina così, un ambiente così che lavora solamente durante la stagione delle olive, quanto costa? Quanto costa questo impianto attualmente? Dalle 300.000 a 400.000 euro. E poi naturalmente durante tutto l'anno è chiuso? Certo, durante tutto l'anno è chiuso. Comunque siamo arrivati a questo impianto nel giro di 20 anni, 25, perché siamo partiti con un frantoio molto piccolo e poi piano piano, in base alle nostre capacità economiche, l'abbiamo potenziato e abbiamo un frantoio che lavora
13-14 quintali ora. Beh, insomma, non mi sembra male. Adesso, Nicoletta, facci vedere un attimo l'olio qui, cosa sta succedendo, perché non tutti vedono dentro come si muove e che cosa sta... Qui praticamente viene macinato. Sì, qui reparto grammolatura. La pasta delle olive, le olive dopo essere macinate, vengono lavorate per 40 minuti a una temperatura di 27 gradi, dove si separano le molecole dell'olio da quelle dell'acqua. Ecco, noi racconteremo un po' tutta questa storia, ma non solo. Adesso usciamo perché c'è tanto rumore. Esatto, no? Allora, mentre Nicoletta continua a farvi vedere, noi usciamo un po' così, guadagniamo un po' di audio meno confuso, meno, come dire, con meno rumore. Però, Presidente Talamini, giusto per concludere questo collegamento, se non ci sono domande da studio, voi avete visto, avete notato questo cambiamento climatico di cui si parla tanto? Ma certamente sì, perché da anni che noi notiamo questo cambiamento, parliamo di 6-7 anni, l'innalzamento delle temperature, questo clima molto variabile, con temperature alte, questi eventi atmosferici strani di forte intensità, hanno portato a un aumento della proliferazione della mosca dell'olivo, che fa addirittura 4-5 generazioni. Fortunatamente noi ai nostri produttori facciamo il monitoraggio settimanale e mandiamo settimanalmente il bollettino per fare dei trattamenti, ma dei trattamenti che vengono fatti mirati al momento giusto, perché il nostro obiettivo è l'ambiente, inquinare il meno possibile l'ambiente e di conseguenza anche l'olio che noi consumiamo. Poi c'è anche la proliferazione della cimice asiatica, che qualcuno punta il dito anche per il problema della cascola delle olive. Punta il dito contro comunque la cimice diciamo asiatica. Che questo innalzamento della temperatura sta cambiando completamente anche tutto il discorso degli insetti. L'inverno il freddo non li fa più morire e il risultato è che il risultato è questo, che noi abbiamo ancora le zanzare anche adesso. Esatto, è una cosa strana, però ecco, allora giusto per chiudere questo collegamento, Anna, se non hai domande, questo è l'esempio che poi noi racconteremo nella prossima puntata di Agricoltura Veneta, ovvero come il cambiamento climatico influisce nell'agricoltura e come sta influendo in questo particolare momento, ovvero nella molitura e soprattutto nella produzione dell'olio. Con questo spunto io ti restituirei la linea in studio, anche perché immagino che siano argomenti che il nostro assessore Manera vorrà sicuramente, come dire, amplificare. Assessore che vuole farti una domanda, Lucio, resta collegato. Lucio? Sì, eccomi qua. Ascolta, ti faccio una domanda di cui non se ne parla mai. Quando noi piantiamo pianti, in questo momento in ambito pubblico o privato si parla di piante autoctone. Uno studio andrebbe fatto su quali tipo di piante dovremmo piantare, piantumare, considerando la variazione climatica. Perché guarda che abbiamo dei parametri, secondo me, che sono troppo vecchi. Tu queste cose le sai bene perché fai un grande programma e dovremmo valutarle questo anche in base a quanta acqua dobbiamo dare a queste piante, perché con lunghi periodi di siccità forse dobbiamo ritarare la tipologia di piante. Beh, allora dunque, Assessore, e anche telespettatori che state seguendo, giusto ieri durante l'incontro con il professor Mercalli si è parlato di questo grosso cambiamento climatico. Se non riusciamo a rallentare l'aumento delle temperature, noi nel 2030 cominceremo a avere la temperatura in questo momento in Sri Lanka, quindi di conseguenza cambieranno completamente anche le varietà, sia per quanto riguarda la tenuta con le temperature alte. Già adesso, ad esempio, a Palermo siamo arrivati ad avere i 50 gradi, cosa impensabile solo qualche anno fa. E questi 50 gradi, se va avanti così, arriveranno a Roma nel 2030, tanto per intenderci. Ed è chiaro che dobbiamo ripensare anche alle nostre piante e anche in virtù del consumo d'acqua, perché le piante, come noi, ci troveremo a dover ragionare non solo su un aumento delle temperature, ma anche su una diversa gestione dell'acqua stessa. Diceva il professor Mercalli che, ad esempio, noi come Pianura Padana, Assessore, siamo molto a rischio, perché se continua a aumentare la temperatura, la Pianura Padana è tipica per la grande umidità presente e costante per la sua conformazione morfologica. Il guaio è che se tu hai tanta temperatura alta ma non riesci a scaricarla con l'umidità, quindi con il sudore, perché hai tanta umidità comunque nell'aria, non vivi. Noi siamo veramente a rischio se non stiamo attenti con queste situazioni, perché seppur sudando non riesci a dissipare il calore, perché ti rimane addosso
addosso con l'umidità presente nell'aria. Quindi sì, il tema delle piante è importantissimo, il tema del cambiamento climatico è altrettanto importante, ma in tutto il sistema, non solo per le piante, per l'acqua e soprattutto per noi e per la nostra stessa esistenza. Grazie Lucio Zanato. Assessore, un'ultimissima battuta in chiusura, abbiamo pochissimi secondi prima della pubblicità. No, è interessante quello che ha detto, soprattutto in ambito privato, perché noi possiamo fare anche delle selezioni studiando l'argomento, però anche chi pianta in ambito privato in questo momento, che rappresenta il doppio delle piante in ambito pubblico, deve tenere conto di questi dati, perché poi non possiamo fare ordinanze che vietiamo di dare da bere alle piante, magari piante messe a dimora un anno o due fa e morirebbero. Quindi anche nella scelta delle piante stiamo attenti a questa e se possiamo scegliamo sempre verdi. Grazie Alessandro Manera per essere stato con noi, grazie, faremo tesoro anche di quello che è stato detto, poi magari facendo proprio una ricerca di quali sono le piante migliori allora da consigliare per la piantumazione ai privati. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi qui con noi Presidente della Camera di Commercio di Belluno, Paolo Doglioni. In questo momento vi ricordo, eccolo lì, lo vedo collegato, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, pochi secondi arriviamo da lei. In questo momento si sta incontrando il CDA della Federazione Milano Cortina 2026 per decidere che cosa succederà della famosa e tanto sudata pista da bob. Arrivederci al vice sindaco Alessandro Manera, tra poco. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Vi facciamo vedere al volo le immagini che sta trasmettendo la nostra redazione di Venezia, perché il prefetto Michele Di Bari, prefetto di Venezia, ha convocato tutti i prefetti del Veneto, riunione molto importante. Quello che state vedendo è il punto stampa, ascoltiamo un attimo cosa sta dicendo il prefetto. Perché per esempio c'è una stretta interconnessione tra le province di Padova e Venezia, ma anche spesso anche con le altre province, perché ci sono dei veri e propri pendolari dello spaccio che quotidianamente da altre province raggiungono Mestre con i mezzi ferroviari per fare poi rientro a fine giornata. In questo contesto io ho ringraziato sia l'autorità giudiziaria che le forze di polizia, la polizia ferroviaria, perché questo fenomeno, devo dire la verità, inizia da un punto di vista dell'attività di polizia, inizia a dare qualche buon risultato. Per quanto riguarda invece le tematiche ben più ampie che riguardano le infiltrazioni mafiose nella regione Veneto e soprattutto questa conferenza ha consentito di dialogare, confrontarsi, scambiarsi idee con l'autorità giudiziaria, quello che noi, tutti i prefetti, che ringrazio, della provincia, della Regione Veneto, hanno cercato di focalizzare, che non soltanto non bisogna abbassare la guardia, ma che, come sempre accade con tutta l'economia forte che circola nella Regione Veneta, sono fenomeni. Ecco, avete sentito il problema dello spaccio, non abbassare la guardia. In questo momento ci sono vicino a Di Bari tutti i prefetti del Veneto, più i procuratori distrettuali di Venezia e di Trieste. Noi andiamo da Paolo Doglioni, Confcommercio Belluno. Eccoci, siamo di nuovo da lei, grazie per averci atteso. Doglioni, in questo momento la Federazione Milano Cortina, il CDA, si sta riunendo. Quanto pesa su di voi questa debacle della pista da bob per Cortina? Quanto pesa, quanto peserà? Ma io inizio subito con il dire che il frutto della pace cresce nell'albero del silenzio, in un momento come questo. Stiamo a vedere, sicuramente questa querelle non giova al nostro territorio e direi a tutto il Veneto. Quindi bisogna ripensare bene a quello che è stato fatto e a quello che si può. In questo momento ci sono due schieramenti da quello che noi vediamo, chi è favorevole e chi non è favorevole. Cerchiamo di ragionare col buon senso,
capendo che le Olimpiadi sono una grandissima opportunità per tutto il territorio veneto, in maniera particolare per la provincia di Belluno. Noi stiamo lavorando in questa maniera in forma costruttiva. La Confcommercio di Belluno è stata quella che ha organizzato poi con i nostri albergatori la possibilità di dare ospitalità a tutti quelli che ci saranno allora per le Olimpiadi. Se vengono a mancare, se viene a mancare un certo numero, tutto il nostro lavoro viene vanificato, anche perché è stato un lavoro notevole. Stiamo un po' a vedere. Io qui vi faccio vedere quello che il giorno 27, venerdì, alla birreria Pedavena c'è Milano Cortina 26, lo stato dell'arte. È interessante questo convegno. Chi è interessato può venire. Vedo che fra i partecipanti c'è Giovanni Malagò, il sindaco di Cortina d'Ampezzo, sindaco di Belluno e di Feltre, e poi i rappresentanti delle categorie imprenditoriali. Ecco lo stato dell'arte, Milano Cortina. Stiamo a vedere che cosa può darci questo. Senta Doglioni, secondo lei è a rischio il villaggio olimpico ora? Anche questo è un altro aspetto, Qui si creano anche qui due cordate. Chi è favorevole a un ripristino del villaggio di Borca di Cadore, chi dice Fiames lo si fa e poi lo si smantella. Quindi io vorrei veramente lanciare un messaggio forte: meno confusione si fa, meglio è. Meno confusione si fa, meglio è, perché qui oggi si dice una cosa, domani se ne dice un'altra. Non fa bene all'economia questa cosa. Lei cosa auspica che venga deciso oggi nel CDA? Cioè lo slittamento... Le ho detto prima che il frutto della pace cresce nell'albero del silenzio, quindi mi permetta di essere un attimo blindato in questo. Spero ragionino con l'intelligenza, come abbiamo fatto noi. Per esempio, vorrei, ecco qui, dire che le Paralimpiadi vengono fatte quasi tutte a Cortina e noi siamo in prima fila insieme anche all'Università IUAV di Venezia, a Confturismo Veneto, a Federalberghi Veneto, col patrocinio del Comune di Cortina d'Ampezzo e della provincia, con il progetto Cortina senza confini. Che cosa vuol dire? Una ricerca di abbattere le barriere architettoniche proprio in previsione delle Paralimpiadi. E guardate che le Paralimpiadi, ne parliamo poco, ma sono importantissime, perché il mondo, specialmente del nord, è sensibile a tutto quello che è disabilità. Inoltre, essendo io un mercante, dico che ogni disabile porta con sé perlomeno altre 3 persone, e questo vuol dire, se ci prepariamo bene, una bella pubblicità per tutto il nostro territorio dolomitico, con Belluno che io auspico diventi veramente la capitale delle Dolomiti, e quindi il Veneto anche qui ne ha un grande vantaggio. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. Ci aggiorneremo allora per capire quali saranno gli esiti, ma insomma mi pare di capire che lei stia rilanciando, no? Anche il fatto che Cortina si giochino le Paralimpiadi, e dunque che questo comunque mette in moto tutta una macchina anche economica importante anche per voi, insomma, del mondo del commercio. Ritengo comunque che se ci viene tolto qualcosa, perlomeno ci venga ricompensato in qualche altra maniera. Il territorio si aspetta questo, abbiamo fatto grandi sacrifici, quindi andiamo con intelligenza a operare, sapendo che ci sono degli operatori economici, i miei associati, che hanno speso tempo, risorse per questa grande manifestazione. Non lasciamoli soli. Grazie Paolo Doglioni, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci e buon lavoro.
Allora, invece in studio ci ha raggiunto per questa ultima parte di prima edizione Silvia Sardena del gruppo Donne Imprenditrice di Confapi Venezia, poi anche all'interno di Confapi Treviso. Silvia, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi ospitato qui con voi. Allora, noi abbiamo chiamato Silvia perché, vi diamo questa notizia per chi insomma non avesse letto i giornali questa mattina, in Islanda le donne hanno proclamato lo sciopero per avere uno stipendio al pari dei loro colleghi maschietti e insieme a loro anche la Premier ha scioperato questa volta. Cioè in Islanda, insomma, sappiamo essere un paese molto avanti sotto tanti punti di vista, le donne questa volta hanno detto basta e hanno incrociato le braccia. Un divario retributivo che lei, Silvia, ci potrà raccontare, in che forma e quanto è presente qui nella nostra regione. So che Confapi ha fatto anche un seminario per provare a, come dire, aumentare la cultura del divario di genere, cioè Su questo tema Confapi, in particolare Confapi Donne, abbiamo costituito un gruppo di donne imprenditrici e professioniste all'interno di Confapi Venezia che ha proprio in questo momento ha l'obiettivo di portare avanti e farsi portavoce dei valori della parità di genere. In realtà la Regione Veneto in questo momento ha stanziato anche dei fondi, il fondo quasi poco meno di 10 milioni di euro proprio per equilibrare questo gender gap e su questa scia Confapi Donne sta portando avanti due tipi di progettualità. Una proprio sulla disparità di trattamento salariale e quindi può coinvolgere in prima persona forse anche le donne dipendenti o le figure interne all'azienda. Il secondo tipo di progetto invece, che si chiama Intraprendenti, vede più la figura della donna imprenditrice e sostiene l'imprenditorialità, perché partendo dai dati noi vediamo che il dato è che in Italia c'è una mancata occupazione femminile che è intorno all'11%, mentre in realtà se noi lo paragoniamo al dato europeo vediamo che la disoccupazione a livello europeo femminile è intorno al 7%, quindi uno degli obiettivi che ci si pone è perlomeno quello di cercare di allineare il dato italiano al dato europeo. Questo attraverso vari strumenti. Confapi in particolare partecipa a queste due progettualità, uno per sostenere la donna imprenditrice e l'altro, soprattutto quello che riguarda il divario di salario, per sostenere l'impresa, perché noi sappiamo che in questo momento l'impresa ha una scarsità di risorse, possiamo dire risorse sia in termini economici, sono aumentati il costo del denaro, ma c'è anche una scarsità di personale. La scarsità del personale si riverbera poi sull'azienda che ha difficoltà ad avere nuovi occupati, quindi anche il tema dell'inserimento della donna può avere mentre inserire i giovani può richiedere un percorso più lungo, e questi sono i dati di Veneto Lavoro, perché i giovani stanno ancora studiando, può richiedere un percorso anche in termini di tempo più lunghi. Certo. Inserire la donna disoccupata o maloccupata potrebbe essere un aiuto concreto alle imprese anche in termini di tempo minori. Quali sono gli strumenti concreti attraverso cui Confapi, e in particolare il progetto che ha visto autrice Confapi insieme alla società di servizi che è Apindustria Servizi di Venezia? In realtà sostenendo la lotta agli stereotipi, la differenza tra uomo e donna, la integrazione e la partecipazione della donna al mondo del lavoro e un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa, certo, perché poi uno sbilanciamento verso la vita professionale comporta automaticamente la fuoriuscita dal mondo del lavoro di molte donne proprio per esigenze di vita familiare. Di conciliazione, sì, di conciliazione di tempi, vita personale con vita familiare. Gli strumenti attraverso cui ci si pone questo tipo di obiettivo sono sostanzialmente tre, proprio quelli che riguardano il divario salariale.
Adottare dei modelli e delle politiche aziendali che proprio anche stendere dei protocolli che servano a far sì che ci sia un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita professionale. Come si realizzano però poi nel concreto questi protocolli? Perché di protocolli in azienda ne abbiamo, ne conosciamo, ce ne sono parecchi e lei me lo potrà confermare, ma nel concreto ci fa un esempio? Sì, certo, per esempio in base non lo chiamiamo protocollo, ma l'obiettivo della certificazione della parità di genere prevede 6 tematiche particolari, sono per esempio l'equità remunerativa, la tutela della genitorialità, la cultura, la strategia, il processo delle risorse umane, sono tutte delle tematiche che vanno proprio declinate in azienda attraverso un sistema proprio di verifica dei requisiti, perché in realtà se vogliamo usare un termine inglese si parla di KPI, cioè in realtà si fa proprio una stesura di quelli che sono gli obiettivi e se l'azienda raggiunge un punteggio minimo pari al 66% può addirittura arrivare a certificare quella che è la parità di genere. E da questo punto di vista questo è uno strumento, l'ultimo strumento che possiamo anche inserire nell'ambito normativo della compliance aziendale, ma non è un vero e proprio obbligo, è un onere e ha dei vantaggi di tipo immediato, perché l'azienda che ha ottenuto una certificazione della parità di genere immediatamente può essere più attrattiva per le donne e addirittura in alcuni casi più attrattiva anche per gli uomini, perché vuol dire che è un'azienda più attenta a questo tipo di aspetto, più attenta alla collaborazione, fare rete, integrare le donne e quindi preservare quello che può essere il valore proprio. Voi state facendo diversi incontri anche proprio di formazione. Che livello di consapevolezza c'è secondo voi? Il livello di consapevolezza va acquisita, infatti questo è da acquisire. Questo tipo di incontri è fatto sia come confronto tra le donne imprenditrici ma anche con il supporto di professionisti del settore. Tant'è che ci saranno degli avvocati giuslavoristi, dei fiscalisti, delle persone che potranno avere una particolare abilità nella leadership, nella negoziazione, perché in realtà per superare questo divario è necessario che in primo luogo la donna acquisisca una maggiore consapevolezza sia personale che professionale, quindi va sostenuta anche con degli strumenti proprio professionali per riconoscere il suo ruolo. Successivamente all'interno del clima aziendale, all'interno dell'azienda invece vanno attuate quelle procedure che poi mirano a riconoscerne il valore sia a livelli, perché questo problema c'è sia a livello diciamo delle dipendenze ma anche poi a livelli delle posizioni più apicali, una differenza retributiva e dove non c'è una... Di quanto stiamo parlando? Proviamo a dare qualche dato come differenza retributiva. Possiamo arrivare anche ad un 30% in meno, ma io in particolare conosco bene i dati della Cassa Avvocati, per esempio, essendo io un avvocato, la retribuzione delle donne, oggi la retribuzione di un avvocato è una buona retribuzione, se parametrata all'uomo. Se parametrata a una retribuzione femminile c'è almeno un 30% in meno, un 30-35% in meno per la donna avvocato e il dato può essere poi trasposto anche a livello delle posizioni apicali, questo in particolare perché... stiamo parlando di manageriali, Di manageriali, no? Esatto, quando addirittura in alcuni casi questo tipo di posizione è addirittura, non dico preclusa, ma in alcuni tipi di posizioni la donna è considerata meno idonea a gestire le persone, a gestire certi temi finanziari. Allora voi come Confapi vi relazionate anche con il governo, si sono succeduti diversi governi e diversi governi hanno provato per favorire la parità di genere a
come dire, formulare la loro ricetta. Abbiamo sentito del patentino a punti, adesso vediamo di capire che cosa succederà. Esiste una ricetta ideale per voi che la politica può imporre al mondo dell'impresa? Allora, la ricetta non l'abbiamo ancora, difatti i tavoli che sono stati proprio iniziati e l'obiettivo è un percorso di mesi dove partendo da questo confronto tra imprenditrici vorremmo appunto delineare e uscire da questo percorso con una ricetta, se dovessimo parlare, una ricetta sia per eliminare quelli che sono gli ostacoli e sia per favorire quelle che sono le condizioni di un maggiore coinvolgimento della figura femminile all'interno dell'impresa, sia come dipendente e poi anche come imprenditrice, perché il nostro gruppo sono donne imprenditrici. Quindi... Infatti anche qui volevo un po' arrivare, no? Anche la Regione Veneto per le partite IVA, per le donne, ha dato dei finanziamenti. Ecco, quanto sono stati, perché poi bisogna anche capire quante persone hanno scelto di mettersi in gioco. E c'è il tema della conciliazione, quanto secondo lei è ancora poco conosciuto. Allora, la Regione Veneto ha stanziato questi fondi e addirittura ci sarà un bando che crea una nuova professionalità che è appunto non rivolta solo alle donne, ma donne e uomini, partite IVA che abbiano una laurea magistrale e che vogliano effettivamente avere questo ruolo di facilitatore o di agevolatore per la certificazione della parità di genere. E questo è un bando che non è ancora, che sarà in essere dal 15 gennaio fino al 5 febbraio ed è rivolto proprio a dei professionisti proprio per sostenere questo che è un percorso. Noi siamo in una fase iniziale ed è effettivamente deve esserci un cambio di passo da questo punto di vista. Il governo poi effettivamente dà anche dei benefici, le aziende che vengono certificate hanno degli sgravi contributivi e hanno una maggiore premialità, per esempio ove si tratti di aziende che partecipano a gare pubbliche. Possiamo dire che è anche una questione di opportunità. Sì, è un'opportunità e poi è una questione non tanto quanto in termini giuridici quanto in termini di visibilità, perché un'azienda che preserva il valore delle donne e coinvolge le donne in modo attivo è un'azienda più attrattiva e addirittura aumenta dagli studi fatti dal Sole 24 Ore, gli ultimi studi appunto dicono che ci sia un incremento di fatturato quasi intorno al 20% nelle aziende che maggiormente coinvolgono le donne rispetto ad aziende dove invece il ruolo della donna è ancora marginale o subordinato o non pienamente riconosciuto. Quindi insomma questo va comunicato, no? Perché probabilmente è un dato, noi ci fermiamo ancora al divario retributivo, voglio ricordare questo sciopero clamoroso, no? In Islanda le donne oggi non lavorano, la Premier si schiera con loro e l'Italia ha dei problemi, parliamo delle piccole e medie imprese del Veneto, il nostro tessuto produttivo. Soprattutto noi dobbiamo combattere gli stereotipi perché siamo in una regione che è la locomotiva del Veneto come ci riconoscono spesso. Ci sono però degli stereotipi, ci sono dei limiti culturali che forse nelle nuove generazioni sono meno presenti, ma nel mondo dell'imprenditoria l'imprenditoria femminile è relegata solo a certi tipi di settori, quindi proprio i tavoli di Confapi sono volti proprio a dimostrare come in realtà non ci sia una preclusione di genere a certi tipi di imprese piuttosto che altri. Grazie a Silvia Sardena per essere stata con noi, gruppo Donne Imprenditrice di Confapi Venezia. Continuiamo noi ovviamente a parlare anche di temi come questi, sono importanti per diffondere la cultura della parità di genere e raccontare poi sul territorio di fatto concretamente che cosa viene fatto perché questa si realizzi, quindi grazie. Quindi offriamo l'opportunità alle imprenditrici di Venezia che vogliono aderire a questo progetto, è un progetto aperto. Grazie mille. Grazie a Silvia Sardena. In chiusura guardate questi video, queste immagini arrivano dalla nostra Lina Paronetto, siamo in tribunale a Treviso dove questa mattina c'è stato un allarme bomba, un allarme che, ecco vedete queste sono le persone che sono state evacuate, pian pianino stanno rientrando, vi faccio vedere la spicciolata
i video che sono arrivati dalla nostra linea in modo da poterli inviare così in diretta. Queste le persone appunto che sono state evacuate. L'allarme è rientrato, ricordo che è un allarme che è scattato per una telefonata anonima, che è arrivata in tribunale. Eccoli qui, queste sono le persone che stanno rientrando. Gli artificieri ovviamente si sono mossi, carabinieri, vigili del fuoco, polizia. L'allarme è rientrato, è stata fatta la verifica e le persone piano piano stanno prendendo posto e stanno rientrando in tribunale. Ecco qua, quindi insomma almeno per raccontarvi come è andata a finire. L'allarme bomba è scattato intorno alle 10 questa mattina, sul posto appunto tutte le forze dell'ordine, l'immediata evacuazione come avviene da programma in questi casi. Poi vi abbiamo anche raccontato dell'incidente dell'autobus della Mom a Moriago della Battaglia, un autobus che è finito a bordo della carreggiata. C'erano 2 passeggeri a bordo, fortunatamente non ci sono stati feriti e il presidente Colladona ha rassicurato anche i telespettatori. La manutenzione viene fatta quotidianamente, a maggior ragione dopo anche le notizie di cronaca che abbiamo dato legate ai mezzi pubblici. Noi ci fermiamo, ma dopo le previsioni del tempo si apre lo speciale di Antenna 3 legato alla sanità. Restate con noi perché parleremo di vaccini con il servizio di igiene dell'ULSS 2, vaccini contro l'influenza ma anche vaccini contro il Covid. Potete fare le vostre domande e potete farle attraverso il numero di telefono che verrà messo in sovraimpressione per rivolgervi direttamente agli ospiti che saranno qui in studio. Quindi a tra poco. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Una nuova intensa perturbazione raggiunge il nostro territorio. Martedì 24 ottobre, tempo dunque molto instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni perturbate, sin dal mattino avremo piogge e temporali forti e insistenti che bagneranno la nostra regione. Ci sarà il rischio di fenomeni anche intensi, dunque prestare la massima attenzione. Forti venti di scirocco manterranno tiepide le temperature, minime sui 12-17 gradi, massime comprese tra 16 e 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo precipitazioni piuttosto abbondanti e intense, un po' su tutte le zone, in particolare però sulle aree centro-orientali della regione e in montagna. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 17-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto con precipitazioni diffuse anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.